Il coraggio dei militari sardi e dei caduti biellesi. Poco importa la provenienza perché il sangue non ha nazionalità. E in tempo di divisioni è invece opportuno ricordare che l'unità d'Italia si è potuta realizzare perché uniti e si è combattuta fianco a fianco. Oggi quel sacrificio condiviso che risale ai moti risorgimentali e alla Prima Guerra Mondiale è tutto inciso nel cippo di granito che vuole commemorare i 13.000 caduti sardi e i 523.000 militari biellesi della Grande Guerra. Nel parco fluviale urbano del torrente Cervo, alle porte di Biella, la comunità sarda tra le più antiche nella storia dell'emigrazione dell'isola si è unita a quella locale. L'iniziativa, nata dal circolo Su Nuraghe presieduto da Battista Saiu, vuole celebrare il 90° anniversario dalla fine del primo conflitto mondiale e per farlo ha pensato di ricostruire un nuraghe contemporaneo su una collina alle porte di Biella, in un punto panoramico strategico che stringe lo sguardo sul santuario di Europa. Il progetto, risultato di una sinergia sardo-piemontese, è stato finanziato dalle amministrazioni locali, 150.000 euro e pietre giunte da tutto lo stivale, in più il patrocinio della Regione Sardegna e Piemonte e della Fasi. Il nuraghe Kervu, così il nome del monumento, è stato in realtà già inaugurato in maniera informale nello scorso giugno. Ora però la consacrazione ufficiale alla presenza delle autorità locali. Vittorio Barazzotto, sindaco di Biella, il generale Alessandro Veltri, nuovo comandante della Brigata Sassari, la prefettura e il presidente del circolo Battista Saiu e quello della Fasi Tonino Mulas. Credo che debba essere ricordato adesso e ancora con maggiore insistenza, perché il percorso che ci ha portato all'Unità d'Italia è stato un percorso lontano che getta le sue radici nel Risorgimento, sino all'Unità d'Italia, poi il tributo che è stato pagato appunto nella Prima Guerra Mondiale. In modo particolare è giusto ricordare la Brigata Sassari che ha dato un tributo altissimo sui campi di battaglia, sino ad arrivare alla Seconda Guerra Mondiale. Quello che però amo ricordare è questo rapporto di fratellanza antico tra sardi e piemontesi che qui a Biella trova veramente un rapporto bellissimo che viene avanti da anni grazie a un circolo su Nuraghe condotto dal presidente Saio ma da tutti i suoi soci, molto attivo, ed è proprio un bellissimo esempio di integrazione in un momento in cui mi sembra che ci sia un po' di volontà di separare, di allontanare, quasi andando contro i tempi. Biella è una terra che ha conosciuto l'emigrazione, Biella, voglio ricordarla, è una città che conosce e che ha l'accoglienza e che deve mantenere queste radici. Questa collina è proprio l'esempio di come una comunità proveniente da altre zone è riuscita ad integrarsi ed è la dimostrazione di come le differenze anche culturali contribuiscono ad accrescere i cervelli, le menti e soprattutto anche i cuori delle persone. È un bel esempio di condivisione, ma che è un filo conduttore nella vita della Sassari. Ho avuto modo in questo pur breve periodo, circa un mese e mezzo in cui sono al comando della grande unità, di poter percepire con concrete attestazioni di affetto significative espressioni sia in Sardegna sia qui lungo la penisola nei confronti dei Demonios. Quindi io sarei ottimista. Momenti di divisione sì, però sicuramente che non toccano la nostra organizzazione. La celebrazione è proseguita con la festa degli alberi, un invito a piantare per ogni nuovo nato nel comune piemontese un albero in segno beneaugurante. Sulle note del canto dei tenores di Abasanta, 30 donne abbigliate col tradizionale costume sardo hanno rotto i piatti in ceramica ricoperti di petali. Un segno di buon auspicio per la vita dei neonati benedetti dal parroco Ferdinando Gallu. Beh, il valore simbolico di tenere le origini sarde, la mia mamma è sarda, tenere le origini con la parte sarda e poi la pianta piccolina che crescerà insieme al bambino. A precedere il rito del grano un lungo corteo composto da 30 ragazzi tra i 6 e i 15 anni che hanno sfilato fino alla collina con le antiche insegne nuragiche della vita che sconfigge la morte. Una simbologia che intende sottolineare la continuità delle esistenze, resa possibile grazie alle giovani vite spese nei combattimenti del primo conflitto. Questa bambina, Giorgia, è una bambina di sarda di seconda generazione, oggi doveva fare la cresima. Dovendo anticipare di una settimana questa manifestazione per impegni diversi alla Brigata Sassari, ha rinunciato alla cresima. Quando dovevi fare la cresima tu, Giorgia? Oggi. Hai rinunciato perché? Perché mi sono preso un impegno e credo meglio tenerlo.
e l'impegno era quello di essere insieme agli altri bambini, 30 bambini di Sunuraghe, bambine e bambine dai 6 ai 15 anni, per inaugurare e innalzare la spada votiva che è simile a quella messa sul menhir che ricorda i caduti della Prima Guerra Mondiale. La giornata ha avuto inizio nella piazza antistante la chiesa di San Sebastiano di Biella. Qui la banda della Brigata Sassari ha eseguito l'inno nazionale sardo in omaggio al generale Alberto della Marmora, prima vera figura di collegamento nella storia tra il Piemonte e la Sardegna. Poco dopo la messa, ufficiata dal parroco Don Ferdinando Gallu, che ha ricordato l'importanza dell'identità ma al contempo della fratellanza tra culture distinte. Il circolo Sunuraghe, nella persona del presidente Battista Saio, chiede al vescovo Massimo Giustetti che il sottoscritto, unico prete sardo che conosca ancora la lingua nel biellese, possa intervenire in lingua nelle catechesi e nei rosari cantati della comunità del sarda. E quindi inizia lì la mia collaborazione, inizia un cammino che ancora oggi prosegue. L'intera celebrazione è stata accompagnata dal corpo dei fucilieri di Sunuraghe, ricostruito su iniziativa del presidente del circolo Battista Saiu per corredare cerimonie di tipo celebrativo e la cui origine affonda nella storia dell'antico regno di Sardegna. Che il circolo Sunuraghe di Biella ha voluto creare questo gruppo di 7 unità più uno che ci gestisce, che è il signor professor Saiu. E niente, noi in poche parole in queste occasioni qua facciamo, saremmo come degli accompagnatori, delle persone che diciamo che controlliamo, tuteliamo le manifestazioni qua. Inoltre siamo armati. In occasione di questo facciamo delle esercitazioni a tiro a salve, sempre a titolo festivo, diciamo. A corredare la rassegna anche una mostra, I Diavoli Rossi, la Brigata Sassari nella Grande Guerra, inaugurata il giorno precedente al Palazzo La Marmora di Biella. In essa i cimeli e i documenti provenienti dal Museo Storico della Brigata, che ha sede nella caserma Alberto La Marmora di Sassari.